Solo l'autopsia già disposta sul corpo di una neonata morta alle 5:02 di ieri mattina all'ospedale San Valentino di Montebelluna potrà chiarire che cosa è accaduto veramente. Era appena venuta alla luce, la mamma trentenne si era presentata in ospedale con una gravidanza ormai giunta al termine, senza particolari problemi di gestazione. La notizia è stata resa nota dalla stessa ULSS, che ha voluto esprimere in un comunicato cordoglio e vicinanza alla famiglia. Si legge nella nota diffusa che la piccola è nata alle 2:59 dopo il ricovero della mamma in serata. Erano già evidenti i segni di sofferenza, la bimba ha presentato subito necessità di rianimazione neonatale, ma a nulla sono valsi gli sforzi dei sanitari presenti. La sua morte è stata dichiarata alle 5:02. Nella mattinata di oggi si è tenuto un incontro tra tutti gli operatori coinvolti nel caso ed è stato programmato un audit con la direzione sanitaria. Un lutto che sarà davvero difficile da superare. È vicino ai genitori della neonata anche il sindaco di Montebelluna, Elso Severin. Ora si attende il risultato dell'esame autoptico, che certo non restituirà una figlia ad un padre e una madre, ma spiegherà perché una giovane vita è volata in cielo così presto.